Benvenuta, è un piacere dopo averti come pubblico di Cinema Zero vista tantissime volte sul grande schermo dall'altra parte, diciamo, della macchina da presa, avere il piacere e l'onore di averti con noi questa sera per il tuo esordio appunto dall'altra parte della macchina da presa. Ci sono tantissime cose che vorrei chiederti, che credo vorrà chiederti il pubblico che ha visto il film. Vorrei partire un po' da una delle ultime cose che abbiamo visto passare sullo schermo, dalla frase di Eva, che bisogna fare la cosa giusta. Quando hai capito che era questa la cosa giusta da fare, raccontare quello che qualcuno non voleva fosse raccontato, farci vedere quello che qualcuno voleva non si potesse vedere, e che era anche il momento giusto per te come artista affrontare adesso questo passaggio dall'altra parte con questo tema. Penso che questa decisione è venuta dal momento quando ho scoperto che nel mio paese stava per essere costruito un muro. Io sono nata 10 anni prima della caduta del muro di Berlino, e quel muro, quella divisione ha segnato tutta la mia esistenza. E così, insomma, la mia storia con il confine è cominciata un anno prima, però non mi bastava. Tra l'altro il muro di Berlino che io non ho mai visto né toccato fisicamente, quindi ho vissuto solo delle conseguenze, e così nel mio paese si stava costruendo uno. Anche a questo non riuscivo ad avvicinarmi, non era possibile con la costituzione della zona rossa, non era possibile avere delle informazioni, entrare nella zona rossa per vedere il sito della costruzione, non parlo neanche di toccare il muro fisicamente. Mi ha preso proprio un'ossessione che volevo proprio vedere, e così ho voluto analizzare un po' più a fondo e capire meglio questa ossessione da dove deriva, cercando di collegare i muri del passato con i muri di oggi, ed è fondamentalmente stata questa la cosa. Effettivamente il tema del muro del passato, il muro del presente, speriamo di no, ma forse i muri che ci saranno anche in futuro è un po' il filo, insomma, del tuo racconto. E siamo sempre un po' a metà tra il diario intimo e la denuncia, diciamo, di tutto quello appunto che ci fai vedere, perché poi ci porti vicinissimo, ci porti a vedere in realtà i pezzi di questo muro, a anche vedere i volti di chi lavora, della polizia che insomma difende questo muro. E posso solo immaginare, intuire insomma quanto pericoloso sia stato fare tutto questo. E ti eri mai posta dei limiti, ti eri posta un obiettivo iniziando questo viaggio di cui immagino tu non sapessi ancora quanto poi complicato sarebbe stato? Cioè, ti eri detta: posso arrivare fino lì, posso rischiare fino lì, oppure lo faccio a tutti i costi e voglio arrivare a raccontare questa cosa? No, io sapevo benissimo. Non è stata una partenza incosciente, io ero pienamente cosciente. Mi era difficile spiegare i rischi qui in Italia, perché questa creazione di questa zona rossa, e rendendo un'area molto vasta, 186 chilometri, estremamente militarizzata, ha riaffiorato una percezione del rischio e della paura reale che c'è ancora nel mio paese, ed è evidente che c'è perché ha funzionato molto bene, no? La campagna della paura lì. Ma io lo sapevo benissimo. Quando ho cominciato a seguire questa storia, ho cominciato a seguirla dal primo gruppo, 35 persone che a fine agosto 2021 all'improvviso sono apparse in un bosco al confine tra la Polonia e Bielorussia, in quel bosco lì. E quel primo gruppo era una cosa strana, perché quella non è la classica, non fa parte della rotta balcanica, quel confine lì. Certo, passavano delle persone, ma un'altra cosa molto strana è che queste persone, donne e bambini provenienti da Siria, Afghanistan, Iraq,
sono stati subito circondati dalle guardie di frontiera, è stato steso il filo spinato e sono stati subito divisi dalle persone, dagli abitanti che in realtà un po' per curiosità ci sono andati, ma alcuni proprio magari a dare una bottiglietta d'acqua, un maglione, una giacca, un qualcosa, no? un sacco a pelo. Non è stato possibile, subito è stata creata una divisione e questa questa divisione così improvvisa, così insolita è stato un primo segnale. Questo è stato l'inizio, la genesi di una crisi che poi è arrivata e si è espansa, tanto che hanno costruito un muro, però quel primo momento mi interessava. Io, non riuscendo più a trovare nessuna notizia su questo primo gruppo, dopo qualche settimana non scriveva più nessuno, erano lì per settimane e poi sono spariti nel nulla. Ho cominciato a utilizzare i social e i mezzi che avevo a disposizione così per sapere, no? Per avere un minimo di idea cosa stesse succedendo lì. Ho cominciato a seguire prima i reporter che erano sul posto, quando i reporter non c'erano più, i giornalisti, le persone del luogo che vivevano lì, che magari postavano le notizie, e poi loro sono diventati gli attivisti, quindi seguendo loro mi sono creata una piccola rete di informazioni. Questa rete la mantenevo chiacchierando con le persone che poi è diventato, magari prima era un gruppo, cioè un Instagram, poi è diventato un gruppo Telegram e poi è diventato un gruppo Signal. Signal è un modo di comunicare più protetto, ancora più di Telegram, e sono finita in questi gruppi e ho proposto a Diego Bianchi di Propaganda Live di andare a vedere cosa succedeva lì, ed era la prima volta che ci andavo fisicamente, e quando sono arrivata, siamo arrivati, era novembre, ed era in un momento della totale escalation, quando circa 3.000 persone, non si sa neanche quante di fatto, sono state spinte vicino a una dogana e sono state spinte dalle guardie di frontiera per oltrepassare, forzate a forzare il confine polacco. Dall'altra parte c'era l'esercito schierato con la polizia, con idranti, e queste persone sono state proprio intrappolate tra due forze, e lì che erano accampate di notte per giorni, poi sono state anche loro portate via e chiuse in un magazzino per mesi. Ecco, quando sono arrivata là per la prima volta e c'erano dei giornalisti, reporter che facevano il loro lavoro, no? Quelli di BBC e CNN, Al Jazeera e tutti quanti, ma non potendo entrare di fatto nella zona rossa, erano fuori e non avevano cosa riprendere. L'unica immagine che ci sono di quel momento lì vengono dalla parte bielorussa, perché il presidente bielorusso Lukashenko aveva tutto l'interesse per far vedere i polacchi, l'esercito polacco, quindi l'Europa che respinge, però non ha raccontato quello che di fatto faceva la guardia frontiera bielorussa, no? E io quando sono arrivata là mi sarei aspettata, non so, i fricchettoni attaccati agli alberi, la gente che manifesta, un qualcosa. In realtà c'era un tale silenzio, non succedeva niente. I reporter erano chiusi nelle macchine perché poi già alle 3 di pomeriggio faceva buio, quindi erano seduti infreddoliti e scrivevano i loro pezzi, non avendo visto minimamente niente, ed erano disposti in queste macchine, in alcuni ristoranti, abbastanza annoiati, e non c'era niente. A me quel silenzio mi ha colpito tantissimo, perché io quello che non mi aspettavo era proprio il totale consenso a quello che stava succedendo. Non me l'aspettavo da parte di nessuno. Però c'era un'altra cosa, c'era qualcosa che io ho riconosciuto, cioè come se non lo so, un'emozione che in qualche maniera non conoscevo mi appartenesse, cioè non sapevo mi appartenesse. Cos'è? L'indifferenza,
il distacco, mancanza di empatia, che cos'era? Non riuscivo a capire. E così poi abbiamo fatto il nostro reportage, è andato su Propaganda Live, bene, tante persone, magari chi l'ha visto, poi mi ha scritto, di fatto io l'ho fatto perché volevo fare qualcosa, volevo agire, no? E naturalmente non è successo niente, però poi ho cominciato a rompere le scatole a tutte le organizzazioni umanitarie più grosse, da Amnesty International a persino alla Croce Rossa, ma pure lì non potevano fare niente. E allora vai con gli europarlamentari, e pure lì ho capito che niente sarebbe successo. E nei stessi mesi, quando ormai la mia vita è diventata un po' un'altra cosa, cioè ero qua ma con la testa ero lì e continuavo a ricevere i pin dal bosco e le notizie, informazioni da Mariusz, Zosia, Jakub e Silvia, tra l'altro, ed era una cosa assurda per me. Era assurdo ricevere un pin o un'informazione o una foto alle 10:30 di sera, no? Quando vai a dormire, appunto, sei pienamente cosciente che tu adesso dormi nel tuo letto, ma ci sono dei bambini nel bosco e poi quindi ero attaccata al meteo a guardare le previsioni meteo e guardavo la temperatura che pian piano scendeva sotto a 10 e quando pioveva lì ero disperata, sono proprio tanto che ormai la mia vita era questa. Quindi poi è cominciata la costruzione del muro e la costruzione del muro è coincisa con l'inizio della guerra in Ucraina e del muro non si è più parlato. C'è un'altra cosa da dire. Io insieme con Marella, che avete conosciuto qua, anche se la sua faccia non si vede perché Marella è un punto di vista, io volevo decontestualizzare la tragedia perché ero troppo emotivamente coinvolta e volevo veramente decontestualizzare un concetto molto semplice, no? Cioè che dove c'è quelle linee che noi ancora riconosciamo senza mettere tutto il contesto del perché e per come, in qualche modo di agire con la propria morale e l'istinto, cosa è giusto e sbagliato, e questo è Marella. È una ragazza italiana che è venuta con me, che ancora è in grado di porsi delle domande basilari semplici, no? Perché c'è un bambino che stanotte deve morire nel bosco? E così noi abbiamo scritto in realtà una serie di reportage, non so come chiamarli, che esploravano questi 19 muri d'Europa, ma anche altri, ed era un progetto lungo fatto in 2 anni abbiamo trovato una mini troupe, anche se sapevamo che non ci potevamo presentare con una troupe vera e propria, perché dovevamo per la maggior parte rubare delle immagini, non era possibile entrare nella zona ma neanche girare qualsiasi cosa lì vicino con una zona così militarizzata, non era possibile. E proprio quando eravamo pronte per partire è scoppiata la guerra e è saltato tutto il piano. E mentre stavo lì e pensavo che se aveva ancora senso raccontare un muro, la guerra in Ucraina era la prima guerra, non so come chiamare questo secondo conflitto, è difficile chiamarlo guerra, è come se abbiamo fatto un upgrade nell'atrocità, no? Cioè a quale assistiamo. Però quella fu la prima guerra della nostra generazione, cioè, no? È una cosa reale, tra l'altro accadeva lì vicino, quindi ancora più reale per me, e non mi sembrava più importante raccontare quel muro. E mentre tutti i miei amici, parenti erano coinvolti nel accogliere i rifugiati dall'Ucraina e non si parlava d'altro e ne venivano a milioni e a tutti noi sembrava giusto accoglierli, ma proprio moralmente nessuno si chiedeva. Ricordiamoci 2021 inizio c'era ancora il discorso dei Green Pass, no, vaccinazioni, non c'era più nessun problema, era tutti i problemi burocratici di qualsiasi cosa sono stati sovrastati da un'urgenza. Ed era chiara per tutti era chiaro cosa dovevano fare e così hanno fatto. Solo che a poche decine di chilometri a nord, al confine bielorusso,
altri rifugiati che scappavano, migranti che scappavano da altre guerre, venivano accolti o non accolti, come lo vogliamo chiamare, in un'altra maniera opposta. Quindi da una parte era legale aiutare i rifugiati ucraini, dall'altra era assolutamente illegale aiutare gli altri. E quel muro che si è creato, che divideva gli esseri umani, quelli degni di essere salvati e altri no, a quel punto è diventato un muro per me da raccontare, ma senza più un piano, senza più una troupe. In una settimana con Marella abbiamo comprato 2 telefoni, lei ha comprato una telecamera, una Panasonic molto da reporter, molto semplice. Abbiamo imparato come usare la parte, insomma, tecnica del suono e siamo partite. Questo era, senza un piano, però il rischio e cosa avrei visto lo sapevo benissimo. Hai citato più volte questo, diciamo, usando il termine assurdo, questo cortocircuito, no? Per cui appunto ci sono delle persone che possono entrare, in questo caso i profughi ucraini, e vengono accolti in un certo modo a poca distanza, a pochi chilometri, altri profughi che poi, come giustamente ricordavi, sono stati indotti dal regime bielorusso a venire in Bielorussia con la speranza, quindi sono stati, diciamo, doppiamente sfruttati e doppiamente illusi, insomma. Ed è un cortocircuito che poi mi sembra di dire si possa allargare un po', no? a tutto il sistema. Tu dicevi giustamente, hai di fatto raccontato quel muro, ma in realtà poi di muri ne esistono molti altri. Prima di arrivare anche a tutti questi altri muri che purtroppo esistono in Europa, tornando a come hai raccontato, c'è un passaggio, credo, molto forte in cui dici a un certo punto Marius ti manda un video e dici non so se lo voglio vedere, non so se voglio vedere queste immagini, perché anche il tema di come raccontare tutto questo dolore è un tema. Ci sono delle immagini che tu hai visto, che hai magari girato, che hai deciso di non mettere, ti eri data anche lì dei limiti, delle cose che se avessi per caso dovuto incontrare non avresti immesso nel tuo lavoro, non avresti voluto mostrare con le immagini? Sì, io ho completamente rinunciato a utilizzare le immagini delle persone che stavano nel bosco. Questa è stata una scelta, ci sono solo tramite uno schermo del telefono, e questa apprensione, no? Questo confrontarsi con la realtà penso che è molto vicino alle persone sedute qua in sala. Soprattutto è cominciato un po' con la guerra in Ucraina, ma adesso ancora di più, no? Uno è testimone di cose che accadono proprio in quella maniera, spesso dallo schermo del telefono. E questo non vuol dire che non viene, che questa cosa, questa informazione, questa fotografia che arriva, non vuol dire che non impatta fortemente sulla persona che vede. Ho voluto collegare il passato con il presente perché essendo cresciuta, no, a casa di mia nonna, proprio nel centro di un ghetto, il discorso di essere testimoni di qualcosa mi era sempre molto vicino, e mi sono sempre chiesta come era possibile, no, condurre una vita normale sapendo che vicino, insomma, a casa tua succedevano certe cose. Io oggi so benissimo come si può condurre una vita normale, perché mi sembra di vivere nelle stesse condizioni, no? Però spesso, però nel tempo ho sentito sì, però le persone che vivevano non sapevano, perché ho dai giornali, ma chi leggeva i giornali non potevano sapere. Non è del tutto così. Sì, è vero, le informazioni passavano in un'altra maniera, ma anche scoprendo la storia del ghetto, qua ho potuto dedicare un pezzo molto corto, concentrandomi su solo alcuni aspetti. In questo ghetto qua, di Litzmannstadt, il secondo ghetto più grande dopo quello di Varsavia, un po' la studiosa me lo dice, non c'era un muro dove non si poteva vedere, c'era una staccionata, quindi le persone da fuori potevano vedere cosa succedeva dentro. Non solo, c'era un tram che passava nel bel mezzo del ghetto,
Questo tram di comunicazione normale, no? Dove gli abitanti della città salivano nel tram, poi alcune fermate passavano proprio in mezzo al ghetto. Quindi inizialmente hanno messo dei giornali nelle vetrate, no? Nei finestrini. Poi l'hanno pittato lasciando una striscia per vedere se le persone dovevano scendere o salire, ma quello che accadeva in quel tram è quello proprio che volevo sapere. Nel tram, appena entrati nel ghetto, le persone, mentre prima si parlava, calava il silenzio e le persone abbassavano lo sguardo, finché non uscivano dal ghetto e la vita riprendeva. Ma le stesse persone che vivevano nel ghetto e sapevano cosa succedeva con le persone che venivano portate via, messe sui treni e portati nei campi di sterminio. Lo sapevano, ma non riuscivano alcuni non riuscivano proprio a condividere questa cosa con gli altri, perché la notizia era troppo. Come lo dici a tuo figlio una cosa del genere, no? Oppure gli altri che dicevano guardate che ci porteranno nei campi di sterminio. Io lo so, l'ho sentito, ho visto, tornano solo i documenti di questi. Altri non volevano proprio, gli ebrei che vivevano nel ghetto non volevano credere, gli davano dei pazzi. Quindi oltre al fatto che noi siamo i testimoni, abbiamo delle notizie, c'è anche quanto vogliamo credere, perché è più facile credere a delle cose belle, no? È più difficile confrontarsi con la realtà, anche se questa realtà è atroce. Questo punto di vista, quel silenzio che calava nel tram, era la cosa che io volevo sapere, per esempio. Io volevo sapere quel ghetto, non quello che succedeva lì, quante persone sono morte, i numeri sono importanti, è importante saperlo, ma la mia cosa era un continuo come si viveva da testimoni. Forse un'altra cosa che viene spesso facile pensare appunto che siano cose lontane da noi, che non ci riguardano. Tu ci hai raccontato il muro tra la Polonia e la Bielorussia, è molto lontano da noi in realtà, però lo scrivi nelle didascalie finali. Questo è solo uno dei tanti muri che esistono in Europa, ce n'è 19. Io leggevo poche ore fa, insomma ci sono più di 2000 chilometri di muro. Questo è il dato di qualche mese fa, probabilmente adesso magari ce ne saranno anche di più. Molti di questi, appunto, come tu scrivevi, per molti di questi gli stati hanno chiesto dei finanziamenti all'Unione Europea, e per tornare nel paradosso dell'assurdo che tu ben spiegavi prima, sono gli stessi stati che di solito hanno diminuito le risorse per la gestione delle politiche migratorie, perché forse è più semplice nella loro idea appunto fare un muro. Come vedi tu questa situazione? L'altro dato che mi ha fatto impressione è che appunto nel 2023 ci sono 2000 chilometri di muro, nel 1990-1989, la data che citavi prima della caduta del muro, c'erano 0 chilometri. Diciamo, con la caduta del muro, in quel momento in Europa non c'erano muri. Dove stiamo andando secondo te? Non ci porta da nessuna parte che è buona, è il problema che cosa vogliamo apprendere, cosa vogliamo capire, quanto siamo pronti per capire dove ci porta questa cosa. E c'è un'altra cosa, è lontano questo muro davvero, sono 3 ore da Varsavia, 2 ore per andare a Varsavia da qua e 3 ore di macchina da Varsavia. E per me il muro di Berlino era lontano, ma le conseguenze le ho vissute. Se noi pensiamo che questo è un muro che non c'entra niente, innanzitutto questa è l'Europa, i soldi abbiamo pagato noi questo muro, no? In parte. È una tendenza mondiale quella di chiudersi, di dividersi e di dividere la terra, le persone e tra l'altro noi stiamo assistendo proprio in questo momento al fallimento più tragico e disastroso di una divisione, con delle conseguenze cioè impensabili, proprio impensabili, no? Questa cosa non ci porta da nessuna parte risolvibile e fattibile, perché stiamo rifacendo, abbiamo fatto pure upgrade sui muri, hai detto no, c'era 0, adesso ci sono più di 2000 chilometri, non lo so,
Non so se abbiamo dentro, se c'è poi proprio... non lo so, non so perché accettiamo questa versione di noi stessi, non lo so. Tra l'altro 2000 chilometri, poi adesso passo la palla a voi anche per sapere se avete qualche curiosità, anche qualche impressione, insomma, che questo lavoro vi ha dato. A questi 2000 chilometri aggiungerei anche gli infiniti chilometri di muri invisibili. L'Italia stessa, come di certo saprete, a fine ottobre ha sospeso Schengen, ha in qualche maniera ricreato un muro invisibile o visibile, insomma, che è il confine, che è una cosa a poche decine di chilometri da qua, insomma. Adesso, come sempre, la palla a voi, insomma. Se avete un pensiero, una domanda, anche una curiosità. Come vedete, abbiamo allargato il tema proprio perché il tuo lavoro, Kasia, in realtà apre giustamente tantissimi temi di dibattito e di riflessione. Siete tutti timidi stasera? Non tutti insieme, perché tutti insieme non sento bene. Io ho parlato benissimo del pubblico. Ecco, vedi, no, lassù che c'è. Sono un pubblico preparatissimo, però c'è sempre, bisogna rompere il ghiaccio. E allora rompiamolo. Allora, innanzitutto con i complimenti. Per quanto mi riguarda, oltre che un bellissimo film documentario, la colonna sonora mi ha colpito moltissimo, nonostante che sia apparentemente slegata, che siano pezzi così diversi uno dall'altro, non so dire neanche io il perché, ma li ho visti invece collegati, oltre che molto emozionanti. Mi è anche piaciuto il fatto che un'attrice così famosa si sia messa quasi a nudo, se vogliamo, con i suoi sentimenti, diciamo, con le sue emozioni a livello familiare, con il suo ritorno alle origini. Non è una cosa da poco. Anche attraverso particolari che sono stati filmati, che magari altre non avrebbero fatto vedere. Non so, mi vengono in mente le mani, per esempio. Pensavo il baffo. A questa mi siedo, stanca, scusate, mi siedo. Ok, vai. No, io ho apprezzato. Niente. Andando più sull'attualità, volevo sapere, i 186 km di muro non credo siano tutto il confine con la Bielorussia, deve essere molto più lungo. Quindi volevo capire il resto come funziona. No, è solo il confine bielorusso per adesso. Stanno gli altri muri in attesa, Lituania e Estonia. E sul piano c'è anche con l'Ucraina il muro. A questo punto non so cosa serve, questo è stato chiesto prima. No, il confine bielorusso è 186 km. Sì. Me l'immaginavo più breve. Più lungo o più corto? No, cioè il confine lo immaginavo più lungo. Sì, scusi, adesso mi sono confuso io. No, è proprio lungo tutto, sì, dall'inizio, dal nord dal sud, sì. Sì. Ok. Prego. Ma lei pensa che con le nuove elezioni in Polonia il mese scorso cambi qualcosa nel mondo, oppure che il governo sia di destra o di sinistra, come succede magari anche in Spagna? Allora, Sanchez, comunque il muro con l'Africa ce l'ha. Sì. Allora, dal punto di vista tecnico è impossibile elevare questa barriera, questo muro, perché per costruirlo ogni 5 metri hanno scavato un buco, hanno tirato il cemento dentro e per toglierlo bisognerebbe proprio fare un solco gigante, no? Per costruire questo muro all'interno di un parco nazionale, questo bosco antico, che era impossibile da oltrepassare, perché non solo è un bosco gigante, è enorme, è vasto come il mare, ma anche estremamente paludoso. E quindi per costruire hanno prima fatto delle strade, hanno
fatto delle strade e adesso è possibile passare dalla Bielorussia in Polonia. È possibile perché il muro per esempio per un carro armato non è niente, ma un carro armato non sarebbe mai potuto passare nelle paludi, adesso potrà farlo. Quindi dal punto di vista tecnico non sono un tecnico, ma di quello che mi hanno spiegato gli ambientalisti, le persone lì, è un'impresa impossibile per toglierlo. Dal punto di vista così, sì, le elezioni in Polonia, ottobre, 74% di affluenza alle elezioni, un dato estremamente importante. Poi la maggior parte sono stati ragazzi da 18 a 30 a votare, cioè quelli che votavano per la prima volta, ed è un dato pazzesco, perché in un momento di totale disillusione, no? In noi quanto un singolo è strano, perché questo singolo mettiamo così al centro adesso, dandoci tante importanze, no? Creandoci dei personaggi sui social network, ma poi non crediamo che un singolo possa in qualche maniera impattare sul tuo ambiente circostante. E quindi sono andati a votare e hanno votato tutti, una cosa pazzesca, e questo dato è credo il più importante anche per le persone qua in sala. Ora il governo verrà costituito a dicembre e io spero che se in Polonia ce la fanno a fare questo governo e a fare almeno il minimo di cambiamento, questo potrebbe essere un enorme segnale anche per gli altri. Soprattutto potrebbe essere un grande punto per la fiducia nei giovani e in tutti quanti, no? Io non solo penso che cambierà, è già cambiato, sta già cambiando. Ma dal giorno 1, dopo le elezioni, boom, il telegiornale della TV nazionale, non c'era più lo speaker diverso, cioè è sparito dalla faccia, altre persone, via, proprio così. Sta già cambiando e spero davvero che ce la fanno. Sì. Che a parte le musiche che sono già state ricordate, bellissime nel film, c'è un'altra cosa su cui vale la pena spendere due parole, che è il manifesto del film, che è anche un'altra storia in qualche maniera, un manifesto molto bello, insomma, come se ci puoi dire qualcosa dell'artista allora, che l'ha ci sono disegnato. Due belle storie, una sulle musiche. Dunque il brano che ha utilizzato al confine ucraino è stato suonato da 3 ragazzi, cioè due ragazzi e una ragazza. Uno è ucraino, una russa e un italiano. E questi ragazzi, anzi 2, un ucraino e un italiano, erano seduti vicino a una stazione di metropolitana e suonavano nella metropolitana. Una signora si è fermata e ha detto: ah, bellissimo questo brano, sai cos'è? Ve lo produco. Cioè hanno inciso. E poi per incidere hanno chiesto a una ragazza russa, questo accadeva all'inizio della guerra in Ucraina, quindi mi sembrava molto bello poterlo utilizzare proprio lì e prendere questi ragazzi in qualche maniera. Infatti ci sono le bandiere accanto ai loro nomi. E il manifesto invece è disegnato su una vecchia cartina polacca dove non c'erano ancora i confini così come li conosciamo noi. E lo ha fatto un artista kurda che si chiama Zehra Dogan, e lei è stata in carcere con accusa del terrorismo perché ha disegnato una vignetta contro il governo turco, e così si è fatta 2 anni e 9 mesi in un carcere disegnando sempre. E quando è uscita dal carcere io l'ho conosciuta, e anche se non abbiamo una lingua in comune, lei parla malissimo inglese. È stata una delle prime persone che ha visto questo film e mi ha detto una cosa che non mi aspettavo. Ha detto che lei, da curda, avendo tanti amici che hanno fatto questa rotta, sia la via del mare che la rotta balcanica, ma anche questa qua via il bosco,
non si è mai resa conto che le persone che salvano vivono anche loro stessi un trauma. E questo per me era molto importante, perché io volevo raccontare proprio questo. Cioè, togliendo il punto di vista del rifugiato, volevo raccontare il punto di vista di chi sceglie oppure non sceglie la vita che sceglie per lui, ma quello che decide di non stare più fermo e di fare di testa sua, di cuore suo, no? E non lo fa lo Stato, lo fanno loro. E, tra l'altro vorrei dirvi che ognuno di queste persone rischiano, poi cosa rischiano lo vedremo. Il film uscirà in Polonia tra 3 settimane e spesso mi viene chiesta, no, la cosa, ma di che cosa avevi paura? Ma poi sono cose evidenti, no? Sei nel bosco, già ti inseguono, sono armati. Oggi settimana scorsa hanno sparato a Mariusz. Non l'hanno preso, è partito un colpo da una donna, una guardia di frontiera. Mariusz mi ha mandato il video perché loro non si fidano più, gli attivisti stessi. Adesso ha preso un cane, Mariusz, ha preso un cane e va in giro con un cagnolino nel bosco, infatti è una grande idea, e loro hanno una telecamera qua. E un suo collega, non so, uno degli attivisti ha ripreso una scena, Mariusz che camminava per primo con il cane, è partito un colpo e subito sono uscite 2 guardie e la donna, la ragazza, la guardia di frontiera cioè si è resa conto che ha fatto una cazzata, che gli ha sparato. Però lui, invece di spaventarsi, l'ha incalzata, ha detto nome, cognome e il nome della brigata. E lei, no, ma alla fine non ti ho fatto niente. Ho detto, ma non è che non ti hai fatto niente, cioè non devi proprio sparare. Camminavo nel bosco, cioè siamo alla follia, perché 2 giorni prima invece hanno sparato a un ragazzo di 22 anni sulla schiena, 3 colpi, è in ospedale adesso. E proprio quello, cioè quando c'è una storia che ci viene raccontata da un unico punto di vista, e questa cosa provoca tante paure e tanta confusione. Il problema è che la paura ce l'hanno non solo i rifugiati, non solo gli attivisti, ma anche i soldati. La differenza è che i soldati sono armati. E io vengo da una famiglia militare, da parte sia di mio padre, che è un generale dell'aeronautica polacca, sia da parte di mia mamma. Quel nonno è un colonnello elicotterista. Mio cugino va spesso al confine, è uno di quei soldati e ogni volta non parliamo, nel senso lui sa che ho fatto questo film, io so che non posso chiedergli niente, però ogni volta che deve andare si ammala, ma pesantemente, tanto che si è fatto venire proprio una malattia seria. Quindi io, venendo da una famiglia militare, io ho un enorme rispetto per la divisa, cioè io volevo fare militare, questa era la mia la mia prima scelta era questa nella vita, io volevo fare pilota militare. E poi non ho alcun problema morale, perché la fortuna ha voluto che i miei nonni, mio padre, insomma i miei cugini hanno fatto i militari nei tempi di pace fino ad ora, no? Quindi è solo la disciplina, la vita in caserma e così via, no? Essere precisi, rispetto, questa roba qua. E quindi quella divisa, quel mettere con delle decisioni politiche, mettere i ragazzi che sono completamente impreparati a questo impatto, crea nelle persone, cioè proprio un trauma da parte di tutti, non solo i rifugiati, anche questi soldati, no? Così come il mio cugino, per esempio. Sì, qualcuno gli ha messo in mano 2 cose, un'arma e la paura, e questo non può che provocare dei problemi. Volevo dire che ho visto con i miei occhi che tutti subiscono danni, fra virgolette. Prima di tutto la popolazione civile di questa zona, i bambini.
Cioè sulle strade non vedi nessuno alla sera, nessuno, ma proprio nessuno. Io l'ho visto con i miei occhi perché quest'anno ad agosto abbiamo voluto andare a Foresta di Białowieża e l'abbiamo visto tutta questa zona. Sul filmato ci siete passati davanti a un albergo dove erano 2 bisonti sul legno. Io l'ho visto questo albergo, ho dormito vicino, ho parlato con le persone, sono tutti pieni di paura, tutti. Danno peggiore subisce, ahimè, mi dispiace dire, ma la foresta di Białowieża, perché questa foresta per 1/3 si trova in Polonia, per 2/3 si trova in Bielorussia e questo impedisce animali di spostarsi liberatamente. Perciò è una situazione molto pesante, ma molto molto, e ci credo che i militari stessi sono purtroppo spaventati e qualche volta gli scappa qualche decisione sbagliata, troppo facilmente probabilmente. Speriamo che con il nuovo governo, come lei ha detto, si calmeranno almeno le acque e diventa una zona un po' più tranquilla, perché non è facile vivere di là. Io l'ho visto elicotteri volare, poi quel giorno quando eravamo stati là volavano proprio oltre confine polacca elicotteri bielorussi, perciò tutti erano proprio attenti, non è facile. Perciò le faccio veramente tanti auguri e complimenti per tutto quello che lei fa, perché noi sappiamo anche del suo coinvolgimento a Nepal con la popolazione, perciò veramente un ringraziamento. Grazie mille. Posso chiederle perché è andata a Białowieża? Come mai è andata a Białowieża? Perché volevo presentare la mia patria, perché io sono di origine polacca Sì. come lei, ai miei nipoti. Bellissimo. Perciò li ho portato prima di tutto alla foresta di Białowieża perché è unica in Europa, cioè proprio unica. E poi volevo fargli vedere la Masuria, Danzica, Toruń e Varsavia, che è stato bellissimo. Grazie mille. Grazie Tra l'altro a lei. tra 3 settimane, il 3 di dicembre, andrò a fare una proiezione a Białowieża proprio con gli abitanti. Quindi non so cosa aspettarmi, sarà sicuramente un'esperienza interessante. Speriamo che tutti raccolgano forse il messaggio anche più bello e più forte di fare la cosa giusta, anche nei momenti più difficili, più folli, più assurdi. Quindi grazie davvero, insomma, per averci raccontato tutto questo. Grazie davvero che siete venuti, veramente grazie.